Conto alla rovescia per l'esodo, i tosiani potrebbero lasciare i gruppi leghisti di Camera e Senato entro la settimana. Solo questioni burocratiche hanno impedito che l'annuncio avvenisse già oggi. L'uscita avverrà nello stesso momento in modo da dare un più significativo segno politico di dissenso. I nomi girano anche se in via ufficiosa al Senato sono tutte donne. Prima la compagna di Tosi, la trevigiana Patrizia Bisinella, che parla alle agenzie di una fuoriuscita in contemporanea insieme con la rodigina Emanuela Munerato e la bellunese Raffaella Bellot, anche se la posizione di quest'ultima sarebbe ancora in fase di valutazione. Tutti uomini tosiani alla Camera, girano i nomi del veronese Matteo Bragantini, del veneziano Emanuele Prataviera, del padovano Roberto Caon. Da nessuno però dichiarazioni ufficiali. La scissione comincia comunque a pesare dopo che in Consiglio regionale sono già nati due diversi gruppi tosiani. La senatrice Bisinella parla anche di alleanze, per ora le liste civiche e sicuro, chiarisce, il resto è tutto aperto. A breve però Flavio Tosi potrebbe incontrare Alfano. Da settimane l'NCD appoggia il leader veronese, come conferma il ministro Lupi in visita a Belluno. Io credo che con il gesto di responsabilità di Tosi invece ci possa essere finalmente l'opportunità di non consegnare al centro-sinistra la Regione Veneto, ma di consegnarla ad un rinnovato centrodestra. E mentre Tosi stesso afferma la trasversalità della sua politica che raccoglie voti da più parti, è chiaro quanto importante sia la sfida veneta, su cui NCD ribadisce l'invito aperto a Forza Italia. Noi la giocheremo in ogni caso con Tosi e sono convinto che in Veneto ci saranno grandi sorprese, ma credo che il Presidente Berlusconi non debba farsi scappare questa opportunità storica.